Quando sono entrata in HP ero un interinale, sono stata per 6 anni e mezzo interinale. Pian piano ho visto i miei colleghi entrati con me andare via, noi avevamo contratti che ci rinnovavano mensilmente. Dopo 4-5 anni hanno iniziato a mandare via definitivamente queste persone e mai più richiamarle. Ho assistito ad un'assemblea sindacale, noi non potevamo assistere alle assemblee perché agli interinali non era concessa questa cosa. Invece ci sono riuscita e ho ascoltato la discussione che i 3 RSU di FIM, FIOM e WILM facevano. Sono stata completamente rapita dall'RSU FIOM e a quel punto ho deciso di iscrivermi però al NIDIL perché in quel momento potevo solo iscrivermi al NIDIL. Io sono arrivato in Italia il 31 marzo 1989, la FIOM mi rappresenta le mie idee, rappresenta le battaglie, i diritti dei lavoratori e delle persone che hanno bisogno. Io mi sono trovato, pare che facevo parte di quella famiglia, quindi la FIOM per me mi ha dato la possibilità di guardare anche trasparente al futuro e il futuro di questo paese che è un paese bellissimo. Allora, io sono entrata a far parte del mondo metalmeccanico a 19 anni quando andai a lavorare in una fonderia nel paese dove abitavo allora. Era quasi automatico iscriversi al sindacato, soprattutto quando eri molto giovane, perché venivi preso dai lavoratori più anziani, più esperti e indirizzato verso il sindacato. In questi anni è cambiato l'iscrizione al sindacato. Di solito quando trovo dei lavoratori che mi chiedono indirizzati verso di me per una questione di servizi. Dopodiché dalle mie spiegazioni e dal fatto che io dico che il mio sindacato e che quindi la CGIL tutela tutti, al di là dell'essere iscritto o meno, fa sì che diventi una scelta di appartenenza. Sono iscritto alla FIOM nel 2012, appena sono entrato in fabbrica a Sesto. Mi sono iscritto per sostanzialmente un'adesione agli ideali del sindacato e della FIOM in particolare, per trovare un'organizzazione strutturata con anche la possibilità, se lo si vuole, di trovare una formazione molto, molto specifica, affrontare tutti i temi in maniera di merito. È arrivata una PEC da parte dell'azienda e diceva: da lunedì, quindi a distanza di 3-4 giorni, siete tutti trasferiti da Bari a Mister Bianco in provincia di Catania. 106 lavoratori. Noi abbiamo iniziato una serie di lotte sindacali ma anche legali, perché in quel momento abbiamo dovuto impugnare, quindi il trasferimento è stato bloccato, siamo rimasti qui. Dopo una settimana hanno avviato una procedura di licenziamento collettivo. E lì sono partite una serie davvero interminabili, strazianti di lotte. Ora abbiamo un contratto di solidarietà, quindi siamo ancora in piedi, ci siamo ancora. Certo non è una consolazione, non stiamo lavorando come prima, lo stipendio è ridottissimo, quello sì, però ci siamo ancora. Ci sono state tante battaglie nella mia azienda per la sicurezza sul posto di lavoro, perché ai primi tempi non c'era tanta sicurezza, soprattutto il fumo che lasciava il forno. Io ho fatto tante battaglie per la sicurezza delle persone e per la prima volta questa azienda dal 1964 è stata fondata, abbiamo fatto uno sciopero il 3 marzo del 2007 per via della sicurezza, per via che vengono risolti questi problemi di fumo e dare un ambiente idoneo per i lavoratori. E siamo riusciti, sono stati fatti aspirazioni noi. E quindi oggi lavoriamo in un ambiente pulito, un'altra battaglia di contrattazioni per il salario, per i lavoratori interinari, che abbiamo fatto la parità, perché non deve essere la distinzione tra lavoratori dell'azienda e lavoratori interinari nel merito del salario, soprattutto nel contratto integrativo abbiamo steso anche per loro il premio di risultato. Noi già da allora cominciamo a spiegare ai lavoratori che cosa comportava passare dentro il contratto Fiat e quello che veniva a mancare. Di conseguenza, quando arrivò e ci comprò, noi abbiamo visto toglierci il salario, aumentare l'orario di lavoro, cambiare le condizioni di lavoro, in peggioramento la sicurezza, dal microclima che poteva essere il caldo d'estate ai ritmi di lavoro dove come RLS eravamo molto preparati per smontare il modello Fiat e ci hanno sempre convocato sul luogo, sulle postazioni, e noi intervenendo dimostravamo che l'azione sindacale era difficile, però
però era attiva, c'era, esisteva, quando invece dicevano tutti che noi non esistevamo più. La coerenza che tu dimostri ad esserci sempre e comunque al fianco del lavoratore quando ti cerca, ti chiama e ha bisogno, significa che tu comunque stai esercitando un ruolo anche se non ti viene ufficialmente riconosciuto dal datore di lavoro. Noi in divisione elicotteri di Leonardo avevamo un problema sulla variabilità dei premi di risultato, nel senso che avevamo dei premi di risultato molto alti rispetto alla RAL fissa